Ciò che leggiamo nelle guide, le foto che vediamo, le storie che ci vengono raccontate, non potranno mai emozionarci tanto come vivere in prima persona il nostro territorio. Seguici nella nostra ultima avventura. Siamo stati alla Zise perché volevamo ritrovare noi stessi e volevamo riempirci gli occhi di paesaggi meravigliosi. Adagiata sul lago di Garda, la Zise è un borgo dove si respira aria di vacanza tutto l'anno. Ancora oggi il borgo è protetto dall'abbraccio delle sue mura. Qui è d'obbligo perdersi tra i vicoli. Noi siamo alloggiati qui, all'Hotel Classique, in questa suite che dà sul lago. Un'esperienza incredibile la visita al santuario della Madonna della Corona, una chiesa a strapiombo sulla Val d'Adige, in passato raggiungibile solamente a piedi attraverso una scala di 1540 gradini. Il santuario della Madonna della Corona, chiamato così perché i monti lo abbracciano come una corona, è certamente incredibile e di forte impatto. Eccoci qui, nella cittadina medievale famosa per il suo vino bianco, una città così soave. Il leggiadro e armonioso toponimo deriva in realtà dalla popolazione degli Svevi. È d'obbligo una visita al castello e una degustazione del Soave classico, un vino bianco dal colore delicato e dal carattere fresco, leggiadro, che lo contraddistingue da tempo immemore. Si dice che la vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.
Uscire ci permette di conoscere nuovi luoghi, nuove persone, nuovi cibi e nuove culture. E a volte anche ritrovare noi stessi o una parte di noi che pensavamo perduta.